E rieccoci qua al nostro appuntamento goloso. Continuiamo la saga Ribelle Asparagi, essendo il periodo ne approfittiamo. Adesso sono meravigliosi, anche se questi non sono selvatici, ma sono coltivati, ma sono buoni lo stesso. Altra ricetta zero sbatti, velocissima, rapidissima e veramente, veramente buona. Questa ricetta non l'ho creata io, è una ricetta che viene dal Giappone. Voi sapete, per chi mi segue ormai da tantissimo tempo, che io ho prestato servizio in Giappone per tantissimi anni. E questa ricetta non la trovate nei ristoranti, ma è una classica ricetta casalinga delle donne, delle massaie giapponesi. Veramente molto ma molto semplice da fare e molto ma molto gustosa. In giapponese questa ricetta viene denominata nikumaki. Ma che significa nikumaki? Niku sarebbe alla fine carne e maki era il roll del sushi, quindi l'arrotolano. Noi non faremo altro che prendere i nostri asparagi e avvolgerli in fettine di carne di maiale. La carne di maiale che andremo ad utilizzare oggi è una pancetta, non è la pancetta da salumeria, è la pancetta da macelleria, tagliata non troppo sottile e poi la andremo a lavorare. Adesso vi faccio vedere come. Questa tipologia di carne si può sostituire anche con la classica coppa, però solitamente da noi la coppa la si trova doppia, molto spessa. Se avete il macellaio amico la fate tagliare con l'affettatrice, deve essere sottile come se fosse un salume. Perché loro usano il maiale? Fondamentalmente loro usano il maiale per una questione, ahimè, economica. È la carne più economica che hanno in Giappone perché, se non lo sapete, per loro il manzo, che sarebbe il wagyu, il famosissimo wagyu, costa un patrimonio. Per cui utilizzano tantissimo il maiale e in parte anche il pollo. Allora, dicevo, ricetta veramente molto ma molto semplice, ingredienti, picca e quasi niente, e adesso li andremo ad elencare. Iniziamo con degli asparagi. Questi qua fate tranquillamente nel reparto ortofrutta dei supermercati, se avete quelli selvatici ovviamente è meglio. Poi le nostre belle fette di pancetta da macelleria, salsa di soia, quella dolce, e poi tanta voglia di lavorare, quindi come avete visto pochissimi ingredienti e velocissimi. Allora, e iniziamo subito la ricetta. Un'ultima precisazione, iniziamo subito la ricetta. Questa pietanza, solitamente i giapponesi, come quasi tutte le loro pietanze, l'accompagnano con del riso in bianco. Voi, se volete, preparatevi un classico riso in bianco senza condirlo con nulla. Poi lo andremo a condire questi tocchettini. Oppure, se non avete il riso in bianco, lo potete tranquillamente accompagnare con una bella insalata mista, che è quella che io oggi appunto presenterò. Abbiamo un po' raccontato la storia di questo piatto e qualche piccola variante, non ci resta altro quindi che tuffarci all'interno della ricetta. Questa ricetta la potremmo tranquillamente definire una ricetta salvacena, perché veramente è semplicissima e velocissima da fare, ma più che altro, come vi ho detto, è veramente tanto buona. Allora, andiamo a pulire gli asparagi. Io, come vi ho fatto vedere nel video precedente della carbonara di asparagi, per chi non l'avesse visto, lascio il link in descrizione e ve lo andate a guardare. Amo l'asparago integrale, come si suol dire, per cui non lo andrò né a pelare né niente. Lo vado a lavare bene bene sotto l'acqua corrente e poi, come dicono quelli più bravi, fate una piccola pressione, laddove si rompe vuol dire che è la parte più legnosa e la mettiamo da parte. Ma siccome a me mi si dire che voi siete lì a combattere ad uno, li mettete tutti in fila, in questo modo come sto facendo io, un bel coltello, calcolatevi almeno un paio di centimetri, così li facciamo pure tutti quanti uguali, quindi cerchiamo di ottenere bene o male le stesse misure e li andremo a tagliare. Fermi tutti, lo avevo annunciato nel video precedente, lo confermo anche adesso, c'è una grandissima novità. Da oggi potete venire a cucinare a casa mia, nella mia cucina, qui a Palermo. A me casa! Sono contentissimo e so che lo siete anche voi. E come ho detto nel video precedente, il corso di cucina siciliana è aperto ai palermitani e anche ai non palermitani. Per i non palermitani, ma anche per i palermitani, se volete maggiori dettagli non dovete fare altro che scrivermi tra i commenti e io vi darò tutte le informazioni che desiderate. E adesso continuiamo la ricetta. Ottenuti asparagi tutti quanti della stessa dimensione, adesso prendiamo la pancetta e cominciamo ad arrotolare gli asparagi. Ed eccolo qua. Eccoli qua, belli e che pronti. Allora, io li ho ovviamente già lardellati, diciamo pure così, con la nostra pancetta, ma magari
a qualcuno di voi non piace l'asparago così croccante, così coreaceo. Allora può fare, prima di fare questa operazione che avete visto adesso, li potete sbollentare in acqua bollente 2 minuti. Non andate oltre, li bloccate in acqua e ghiaccio, li asciugate e poi li lardellate in questo modo. E poi adesso vi faccio vedere la continuazione. Io non l'ho fatto perché io amo l'asparago sotto i denti bello tanto che mi deve dare un bel crunch, ikido serio. Per i palermitani, questa qui sicuramente ricorderà qualcosa, il famosissimo mangia e bevi. Solitamente il mangia e bevi palermitano, no solitamente, sempre veramente, si fa così, solo che anziché dell'asparago all'interno c'è il cipollotto, lo si mette su un bel barbecue, un bel carbone ardente e viene fuori un mangia e bevi meraviglioso. Ma anche questi si possono mettere al bar, non sono da meno. Allora, padella sul fuoco, giro d'olio e adesso girate pure voi da questa parte e vedete tutto bene da vicino. Ah, Musquidalo. E per chi ancora non l'avesse fatto, ovviamente metta un like e condivida questo video, in maniera tale da far crescere la pagina e io non posso che essere più che contento e vi ripagherò sempre con nuove ricettine succulenti. E se avete idee alternative su come lavorare l'asparago, ovviamente scrivetelo tra i commenti. Sarà motivo di dibattito e perché no, magari la prossima volta sarà una bella ricetta dedicata a colui che me l'ha consigliata. Adesso girate da questa parte e guardate bene bene tutta la fase della preparazione. Ben caldo. Raggiunta questa colorazione li possiamo togliere. Fatti gli ultimi due, li togliamo, li mettiamo insieme agli altri e con un punto di carta puliamo la padella, non mettetela sotto l'acqua. Pulita la padella, priva di grassi, andiamo a rimettere i nostri asparagi in padella, tutti quanti insieme, e mettiamo un po' di salsa di soia. Lasciamoli così un paio di minuti e sono pronti. E qua, guardate che sono belle. A mettere un po' di insalatina sotto, da parte. Che meraviglia. Un